popolo. Pensavate di rimanere senza potere al popolo? Buongiorno, buona mattina, Sammy Varin, Radio Libertà. 1 minuto dopo le 11 del mattino, è chiaro, ci sono i vostri messaggin da leggere, i vostri responsi, i vostri commenti alle notizie del giorno arrivati al 340 6709 659, ma ci sono anche le notizie, certo, mentre parliamo succedono cose. Allora vediamo l'apertura del sito dell'ANSA: un giovane ai domiciliari per lo studente morto a Perugia. Il reato ipotizzato: istigazione o aiuto al suicidio. Stessa notizia anche sul Corriere, svolta sulla morte di Andrea Prospero, un arresto per istigazione al suicidio. Le indagini sulla morte a Perugia dello studente 19enne. La procura ha emesso un'ordinanza cautelare a carico di un uomo residente in provincia di Roma. Vediamo quella che è l'apertura invece di Repubblica: la guerra in Ucraina. Trump: parlerò con Putin domani. La Russia ipotizza l'invio di osservatori non armati, e questa direi che è una buona notizia. Intanto c'è sempre il missilone, certo, il missilone di Zelensky che si fa notare su ogni sito, la nuova arma ucraina che può minacciare direttamente Mosca. Parallelamente però ci sono i vostri messaggi WhatsApp, e ne lancio uno che è anche audio. È un video stupendo di una storica canzone di USA for Africa, non potete non ricordarla, ma ascoltate un po' da chi è cantato. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. But there are people dying. Oh, it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There is a choice we making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. Well, send them your heart, so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we making, we're saving our own lives. It's true, we make a better day, just you and me. When you're down and out and there seems no hope at all, but if you just believe, there's no way we can fall. Well, let's realize, oh, that a change can only come when we stand together as one. Yeah. We are the world, we are the children,
We are the ones who make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. Beh, insomma, è auspicabile tutto questo. Certo, il video è fatto con l'intelligenza artificiale. Bella visione, ci scrive un'ascoltatrice Ella della Valtellina, un video che sta cominciando ad apparire sicuramente anche sui vostri cellulari, una speranza in questo momento, la pace proprio a due passi. Chiaro che aprendo il video io mi aspettavo gli storici cantanti di USA for Africa, invece mi sono ritrovato delle genti che mi rivedo già tutti i giorni quasi sui quotidiani. Ancora buongiorno da Sammy Varin. Sì, abbiamo tirato in lungo perché chi ci sta sbirciando sul canale 252 del televisore e sui social è entrato un ospite. È arrivato il compositore e cantante milanese Alessandro Bencini. Ciao, buongiorno, ben trovato. Ehi là, da dove arrivi tu esattamente? Che zona di Milano sei? Sono a Bisceglie. E vai, quindi- e vai. Quindi giustamente mi ha detto, ma scusa, ma vieni in studio direttamente, che facciamo prima? Mi sembra il minimo. Alessandro Bencini, compositore e cantante milanese, è partito con i musical, da Gesù in Jesus Christ Superstar a Simba in The Lion King, parallelamente l'arrangiamento, l'orchestrazione, la produzione musicale, le colonne sonore. E proprio di colonne sonore che vogliamo parlare. E cosa dici, Francesco? La facciamo sentire? Fatti vedere, fatti vedere, che è anche un bellissimo modo. Oh, fatti vedere. Cioè, dovremmo riportarlo in auge questo termine, e soprattutto di questi tempi che ci si vede molto spesso su Skype, e tra poco neanche quello perché passeremo tutti da un'altra parte, ci si vede sui social, ci si scrive, non si risponde quasi più neanche al telefono. Ma no, cosa sto a rispondere al telefono? È un brutto momento. Fatti vedere un film da vedere, ma anche da ascoltare, perché la colonna sonora è di Alessandro Bencini.
Fatti vedere, signori. 4 parole con il compositore Alessandro Bencini, che è venuto a trovarci nei nostri studi di Milano in via Bellerio, e sei già rimasto sconvolto dal fatto che ti ho passato il pezzo strumentale. Assolutamente sì, devo dire Perché? che mi ha meravigliato, mi ha stupito in positivo perché insomma, soprattutto in un film come Fatti vedere abbiamo scritto tante canzoni, perché il regista questo voleva, però io quando prepariamo i materiali per un po' di chiacchierate, cerco sempre di mettere insieme anche un pezzo di colonna sonora pura, quindi è veramente raro che venga passato. Grazie, anche perché, come ti dicevo fuori onda, questo pezzettino sta suonando la storia delle colonne sonore italiane, perché al sax è Simone Salvi, ha suonato in ai premi Oscar, al violoncello c'è Luca Pincini, ex violoncellista di Morricone, ex non perché abbia smesso di suonare Morricone, ma perché abbiamo perso Morricone. Qui, l'orchestra è buona parte quella di Morricone, quindi insomma è bello sentire che passano in radio anche loro. Ed è bello avere delle radio che ancora sono libere di trasmettere le sensazioni, quelle che ormai le radio blasonate non trasmettono più, perché sono tutti uniformi con lo stampino a mandare sempre i soliti pezzi a comando. E voi ascoltatori a boccaloni, certo, non dalla bocca ma dalle orecchie, ricevete sempre quello che vi trasmettono. C'è una radio che si chiama Radio Libertà che è ancora libera, libera di intervistare anche il regista di turno, il cantante di turno che crede ancora nel proprio lavoro e che non sempre ha la visibilità che si merita. Non è il caso dell'Alessandro Bencini, perché tu di visibilità cominci ad averne, anche perché non sei purtroppo, almeno sembri guardarti, non sei di primo pelo, ecco, diciamo così. Cioè hai cominciato con i musical un po' di tempo fa e poi quali tappe? Dai, se dovessi mettere qua sul tavolo le tappe principali della tua carriera, prima di tutto quanti anni hai? Che sei un falso giovane, magari mi dici c'ho 50 anni, no? Quanti anni Ne hai? ho 30. E allora sei giovanissimo, ragazzi. Direi che C'è hai anche chi dice che li porto male, io in parte ci credo, però no, sei bello, però il compositore alla fine cosa gliene frega di essere bello, brutto? Tu devi a me comporre. niente. Assolutamente, come noi siamo una radio, no? Quindi come mi vedi qui coi capelli lunghi, sono io, ma non è importante. Quali tappe ci racconti nella tua vita musicale, non soltanto, sei anche cantante per dire, però sei passato addirittura dai musical sui palchi, racconta dai. Ma allora, magari cerco di farlo con un po' di ironia. Allora, le tappe sono che ho iniziato, vabbè, ad amare la musica fin da piccolissimo, ad approcciare la musica con la chitarra classica a 6 anni e poi, forse perché non sono e non sarò mai uno strumentista straordinario, ho detto: "Ma perché non approcciamo la musica in modo un po' primordiale?" Ho iniziato a cantare e quello mi veniva benino. Dai. E quindi ho iniziato a cantare e per fortuna immensa mi sono trovato in un contesto fin da piccolo a scuola dove si organizzavano musical. Quindi qui Ehm parliamo anche di un'importanza, visto che ci sono molte mamme, molte nonne che, ci ascoltano e spesso assistiamo anche alla programmazione durante l'anno di quello che si fa a scuola. È importante per i ragazzi, ad esempio delle scuole elementari o delle scuole medie, approcciarsi anche a questo, nuovo metodo di comunicazione. Può aiutare anche proprio come vera e propria comunicazione, perché c'è magari chi non rende, nel colloquio, ma gli metti in mano un microfono o gli dici di cantarla in musica quella cosa e te la fa splendidamente. Ma, sì, anche perché, oggi vabbè l'educazione musicale sono tanti anni che sta perdendo piede nelle scuole e io ho avuto un insegnante illuminato che era il maestro Alberto Meloni, è vivo è il maestro Alberto Meloni, e una scuola sufficientemente gestita in modo illuminato da permettere di organizzare questi spettacoli e ho capito subito che, per quanto mi piacesse cantare, mi piaceva avere una storia in cui inserirmi per tutto il tempo, nel senso anche quando facevo parte di band piuttosto che era quasi sempre progressive rock, perché anche lì c'è una storia, era quasi sempre un concept album, no, o comunque un concept concert, è andato avanti così fino a che
il mio parallelo amore per insomma, l'arrangiamento, la composizione che facevo quasi solo per altri, perché mi davano loro la storia, io mi ci inserivo, non ha scoperto che c'è un modo di scrivere musica propria in una storia ed è la musica per immagini. Mh, mh, E mh. siccome ho avuto un altro grande maestro del mondo del musical, ma un artista straordinario che è Egidio La Gioia, lead vocalist dei Concerto, grande musicista, che mi diceva: "Non fermarti al canto, l'importante è fare arte, l'importante è fare arte". A una certa mi sono sbloccato, e quindi sono per fortuna chiamato come vocal coach nel mio primo film che è Backstage dietro le quinte. Ho conquistato il regista a mo' di ariete, continuando ad insistere, a mandargli cose mie, fino a che non m'ha dato la colonna sonora. Insomma, più o meno queste sono le tappe, Pochino di bisogna carriera. bisogna tampinare, senza esagerare, ma un pochino Beh, se si vuole bussare. qualcosa bisogna andare con la giusta Assolutamente. misura, senza diventare stalker, però bisogna andare a prendersela. Lo dico anche a voi artisti indipendenti che seguite Radio Libertà. Noi abbiamo messo a disposizione una mail sammy.varin@radiolibertà.net alla quale scrivere. Siete cantanti, siete compositori, siete registi, siete autori e se avete ancora voglia di dire qualcosa, se avete qualcosa da dire, fatevi avanti, non abbiate timore e soprattutto poi li vedete i risultati perché Sammy Varin ogni mezz'ora manda in onda un artista indipendente e spesso e volentieri li ospitiamo qua nei nostri studi. Oggi c'è Alessandro Bencini che ci parla del film Fatti vedere. Come minimo ci devi dire qualcosa su questo film, anzi non ci dire niente perché tra poco, no, comincia a dire qualcosa. Intanto vado a beccare il trailer e così vediamo proprio qualche immagine. Cosa ti ha tratto di questo film e soprattutto su cosa ti sei basato per fare la colonna sonora. Io ho letto un film trascinante, oltre che essere sentimentale, anche divertente, con un cast che ti invita a scrivere musica. Cosa significa? Perché guarda che è un bel casino, noi che siamo poi esterni ancora di più, scrivere musica per un film, lo fai vivendo questo film mentre lo si sta ancora facendo, mentre lo si sta ancora montando, o quando il film è già belle che pronto? Penso che sia ancora più un casino in questo campo. Come funziona, Bencini? Ma allora, nella fattispecie, di Fatti vedere ho avuto la possibilità, che per me è una fortuna, di iniziare a scrivere mentre stavano addirittura finendo le riprese. Lo ritengo una fortuna perché siccome quello artistico, soprattutto nel mondo digitale che viviamo oggi, dove noi musicisti abbiamo la possibilità e ormai ci si aspetta che facciamo sentire dei provini praticamente già suonati con tutto, perché il computer ci permette di simulare ormai tutti gli strumenti, avere il tempo e l'occasione di, parlare, concettualizzare la visione artistica insieme al regista, insieme ai montatori, insomma a chi sta lavorando al film, mentre ancora il film non è bello che partorito, finito e delineato, è un'ottima opportunità e secondo me addirittura è fondamentale. Io ritengo che, come si fa con gli altri reparti, la fotografia, i costumi, una lettura a copione addirittura prima delle riprese, quando c'è l'opportunità e il regista ha già individuato il compositore, sia un'ottima idea. E questo è accaduto in parte su Fatti vedere, dove perché dico stimolante come film scrivere per questi attori? Perché commedie romantiche, commedie brillanti ce n'è tante, se ne fanno tante, e quando ancora senza musica, col montaggio, un po' scassato iniziale, con le prime riprese, il film fa già ridere, diventa una bella motivazione. Poi Matilde Joli, Francesco Centorame, insomma, e Asia Argento, che fuori dal suo stagno, ma che ha fatto una performance veramente molto, molto bella, e quindi diventa facile, perché gli attori hanno ritmo e te lo comunicano, perché gli attori necessitano musica solo quando la musica serve a catalizzare le emozioni e non per parare qualche scena che non sta in piedi, e quindi diventa bello scrivere in questi casi. Forte, poi si diventa complici dell'attore facendo la musica e penso che sia una delle cose più divertenti, cioè in quel momento ti diverti anche tu facendo la Ma musica. per come la vedo, la interpreto, forse perché vengo dal teatro, dal musical, per me la colonna sonora è un interprete, è un attore, è un personaggio del film, un personaggio non visibile su schermo, ma, noi abbiamo 1 ora e mezza di film per far affezionare il pubblico alle vicende e ai personaggi. E la musica è un personaggio che catalizza le emozioni, per cui c'è una scena drammatica, la musica
aiuta a far percepire questo dramma, perché immaginati se tu conoscessi una persona da 40 minuti, non l'avevi mai vista, come sono io, ti racconto una cosa triste, sì, empatizzi, però non è che piangi. Invece al cinema dobbiamo far piangere in questi anche dopo 40 minuti. Quindi il personaggio è quello che prende un po' lo spettatore per mano, non in senso paternalistico, ma è proprio lo aiuta a camminare dentro al film. Questa perlomeno è la mia visione della Ed colonna è sonora. interessante, è anche un bel lavoro quello di compositore di colonne sonore, e quindi nel film Alessandro Bencini diventa un collante che ti deve unire a quell'artista, fargli fare quello che lui prova e fartelo apparire davanti e appunto quasi farti sfiorare la sua mano per portarti in quel mondo. Guardiamoci 1 minuto e mezzo del trailer di questo film che si intitola Fatti vedere. Lo vedete anche voi sul canale 252 del televisore. Piacere, sono Sandra e benvenuta a fattivedere.com. Di cosa vuole parlare? Di migliorare la mia gestione della rabbia. La sua? Gestione della rabbia, cazzo! Sei anche troppo bravo per un sito di psicoterapia online. Come va con Stefano? Bene, come sempre. Quando le cose vanno troppo bene, di solito sotto ci sta la magagna. Ti ho scritto tutto in un biglietto. Devo capire perché mi ha mollata, ne ho il diritto. Inizio lavoro ore 9. Ma chi è questa? Piacere dottoressa, Stefano Paladini, mi scusi un attimo che raccolgo le cuffie. Dottoressa, c'è qualcuno? Come stai, bambina? Mi serve un travestimento. Devo diventare lei. Vuoi fare la mossa a Mrs. Doubtfire al tuo ex? Allora si può fare? Non funziona! Mi dica, perché è finita tra voi? Forse è presto per parlarne. Che palle! La vita sentimentale può andare anche a puttane, ma quella lavorativa ce la vogliamo tenere? Devo capire perché lui ha deciso di buttare tutto all'aria. Senti, per una volta smettila di capire. Prova a sentire. Noi dobbiamo fargli vedere che il mondo qua fuori è un posto freddo e inospitale. Dobbiamo renderlo più infelice possibile, così poi lui torna da me. Tu ti rendi conto di essere inquietante, sì? Sei sola? Se mi scopre sono finita, sono fottuta. Eccoci, Suor Gunilla, scusi per il ritardo. Io odio aspettare! Ehi là! Allora, a questo punto vi abbiamo messo un po' di curiosità. Ce l'avete la curiosità di andare a cercare Fatti vedere? Perché noi siamo per vedere, toccare, abbracciare. Oh, calma, non esageriamo, dice Francesco. Ok. Non tocchiamo troppo il regista, però è bello avere quel contatto fisico. Certo, sono giusti i social, sono belli i social, sono bravi i social, ma il contatto fisico non dovete rinunciarvi, ragazzi miei. Ascoltate me. Fatti vedere prossimamente, quindi sulle piattaforme e per fortuna, dicevo appunto, c'è internet, quindi cercandolo in rete vi salta fuori dove lo potrete vedere. Cosa bolle in pentola? Una domanda superflua che si fa agli artisti, perché quando hanno fatto uscire qualcosa ne stanno già lavorando sicuramente un'altra o più altri. Nel tuo caso so che ne hai lavorati che aspettano di uscire altri, è vero? Sì, guarda, poi in realtà soprattutto in questi ultimi anni dove il settore è un po' in difficoltà, insomma, è uno di quelli che ha pagato molto, soprattutto il cinema in sala ha pagato molto quello che insomma la situazione degli ultimi anni. Paradossalmente questo è stato l'ultimo che ho chiuso e il più recente ad uscire. Quindi vai. è andato via liscio. No, ci sono 2 film che devono ancora incontrare il pubblico, uno è Leopardi & Co e l'altro è Daedalus. Per Daedalus sappiamo già più o meno che sarà un'uscita in sala nel prossimo autunno, quindi comunque ancora un po' aspettiamo. E Leopardi probabilmente quest'estate, però sono cose complesse per le distribuzioni, ho scoperto, riuscire a calibrare bene le uscite, soprattutto quando poi da oltreoceano ci arriva il gladiatore ed uccide qualsiasi altro film in sala. Senza, non ci lamentiamo, amo il prodotto, però e per quanto riguarda lavorare, sì, ci sono 2 film che bollono in pentola, ma purtroppo poco posso dire. E tu sai che comunque
Qui c'è una radio che trasmette anche colonne sonore, soprattutto colonne sonore nella mattinata di Sammy Varin nella rassegna stampa tra le 7:30 e le 9:30. Noi ogni mezz'ora possiamo passare quello che vogliamo, quindi se ne hai qualcuna di interessante che secondo te può fare da colonna sonora anche di buon mattino a una rassegna stampa che parla di esplosioni, di nuovi razzi, di guerre, eccetera, ci può fare qualcosa di distensivo o qualcosa che ti faccia tamburellare sul tavolo dicendo che succede? Che succede oggi? Non hai che l'imbarazzo della scelta, caro compositore. Vi metto in contatto col mio sonorizzatore così. Anche con rumorista, no? Sono pronto. Senti, veramente grazie Alessandro Bencini, cercatelo sui social, cercate le sue produzioni facilmente recuperabili anche su YouTube. Non sei uno che non esiste, esisti per fortuna e anche bene. C'ho qua pronto un pezzo che si intitola Ansia e ho sentito il pezzo effettivamente particolarissimo, quasi sussurrato, di un artista che si fa chiamare Mart Poc, scritto Pocue. Che mi dici? Allora, mi inserisco su una cosa quando Vai, parlavi prima agli artisti indipendenti vai. e quello che mi hai appena detto. Mandate, fatevi sentire perché è un modo di comunicare del vostro modo di comunicare. Quindi, visto che mi chiedevi se ci sono cose dove potete trovarmi, la prima cosa che vi dico è potete trovarmi su Spotify, su Apple Music, ascoltatemi perché quello è il mio modo di comunicare. Di persona me la cavo, ma non è il mio modo migliore di comunicare. E questo l'invito che hai fatto è bellissimo, perché chi anche se avete paura, buttatevi, fatevi sentire. Male che va c'è un no, poi dopo un no, un altro no, prima o poi un sì arriva. Detto ciò, scusami, ma ci tenevo, Hai visto fatto che bene. dai questo spazio così bello. Marte Poc, Martina Catalfamo, bravissima cantautrice, ex parte del duo Volo su Marte con Francesco Santalucia, adesso in questa carriera meravigliosa solista. Il regista cercava un suono molto specifico per comunicare l'ansia della protagonista. E con Martina, che è parte della insomma del gruppo di lavoro del mio produttore artistico che è Fernando Alba di Macchietta Records, è sembrata perfetta ed è stata perfetta. E in questa versione lei nella pubblicazione anche dell'album ha voluto fare un riarrangiamento di questo brano, che però abbiamo poi lavorato insieme per il film e questo è particolare, ma comunica il senso del titolo molto bene. L'ho scelta proprio per questo, signori. Marte Poque, scritto così, il pezzo Ansia all'interno del film Fatti vedere. Alessandro Bencini, è stato veramente un piacere. Piacere mio, Sammy. Grazie, lo ascoltiamo insieme. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà. Mi viene l'ansia. Dammi una soluzione per stare calmo. Sento un rumore, vivo la palpitazione, viene dal fondo del cuore, si chiama ansia.
Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Buongiorno Sammy, buongiorno ai cari e carissimi amici di Radio Libertà. Oggi vi voglio ricordare il nostro integratore per le articolazioni ACOC2, quindi mi rivolgo a tutte quelle persone che sono colpite, soprattutto nella stagione fredda e umida, dai dolori articolari che colpiscono tutti dai 40-50 anni in su. E perché tutto questo accade? Perché abbiamo un assottigliamento della cartilagine articolare dovuta alla mancanza del nostro collagene di tipo 2. Collagene di tipo 2 che fino ai 40 anni si rigenera automaticamente. Dopo i 40 questo processo, grazie all'invecchiamento naturale, comincia a degenerare e da qui si sviluppa il processo artrosico e da qui abbiamo tutte le problematiche articolari ed è qui che interviene il nostro integratore ACOC2, un integratore innovativo perché UC2 è l'unica molecola che riesce ad arrivare intatta a passare la barriera dello stomaco e a non essere intaccata dall'acido cloridrico ed è lì che arriva direttamente dove deve andare ad agire, a differenza degli altri tipi di collagene che vengono intaccati dalla mucosa e quindi vanno in realtà ad agire davvero molto poco. Cosa costa ACOC2? ACOC2 sono confezioni da 30 compresse, ne assumete una al giorno, non di più, mi raccomando. La promozione è questa, una confezione 35 euro, ma la vera novità sono l'offerta delle 3 confezioni a 79 euro, oggi in offerta per voi. Come fare per chiamarci? 030 68 40 408, ripeto 030 68 40 408, prenotate le 3 confezioni di collagene ACOC2 a 79 euro e se dite ascolto Radio Libertà, per voi trasporto gratuito. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ciao Sammy e ciao a tutto il pubblico di Radio Libertà. Sono Pietro Labonia della Rune Records e vi parlo brevemente del mio nuovo singolo Canzone del futuro. Con questo brano ho immaginato di risvegliarmi per un errore quantistico in un futuro più o meno lontano, in cui tecnologia, i suoni e le idee risultano essere incomprensibili alle persone del nostro presente. Vi auguro un buon ascolto. Tony
Magia, apparizioni, sparizioni. Guarda che abbiamo creato un po' un'atmosfera, con Pietro Labonia, la canzone del futuro, una riflessione sul tempo, sull'importanza del presente e l'irresistibile attrazione verso ciò che ancora non esiste. Esiste, non esiste. Ma che cos'è l'esistenza? Che cos'è quello che vediamo? Che cavolo vediamo? Io vedo il mio faccione in TV, mi basta e mi avanza. Fammi vedere qualcos'altro. Abbiamo al telefono un mentalist, uno dei maggiori esperti di prestidigitazione e monetomagia. Ce l'ho fatta a dirli giusti, ragazzi miei. Con noi Tony Polli. Ciao! Oh, buongiorno, ciao Sammy, buongiorno a tutti. Piacerissimo di trovarti, ti abbiamo beccato al volo, sei appena tornato dal 26esimo Festival Internazionale della Magia di San Marino, una cosa mi hai detto potentissima, ci devi raccontare. Guarda, una cosa potentissima, io quest'anno ho condotto il gala di Close Up, la magia da distanza ravvicinata, è quel genere di magia che io adoro, perché è un genere di magia che si svolge a stretto contatto con la gente, ma ha una grammatica tutta sua, una grammatica con cui l'illusione veramente sembra vera magia. Insomma, noi siamo abituati alla magia da palco, alla magia da video, la magia close up, quando impari a farla, diventa veramente a livello illusivo una cosa impressionante, sconcertante, ecco. Però la magia è un'arte abbastanza impegnativa. Dopo i primi 10 anni che la studi, se non ti monti la testa e tieni l'umiltà, che è una cosa fondamentale, cominci a riscoprire dei dettagli, chiamiamole così, delle tecniche, ma non sono proprio tecniche, sono proprio si basano sul focus visivo, si basano su quelle che chiamano gli scienziati la neuromagia, no? La percezione che può essere alterata a proprio piacimento. Nel close-up, ecco, io vi invito sempre a vedere la magia dal vivo. Nel close-up la percezione magica sembra reale, è sconcertante. Infatti in giro per il mondo, diciamo che tutto, anche a Las Vegas addirittura, i teatri si stanno riducendo a poche persone, facendo più spettacoli per volta che durano meno tempo, per far provare a tutti l'emozione della magia da vicino, che riesce a ricreare veramente stati folli, veramente interessanti. Noi stiamo guardando, intanto che ti ascoltiamo, stiamo guardando alcuni dei filmati che ci ha inviato Sì. sono incredibili e chiaramente soprattutto per noi grandicelli che siamo rimasti magari al grande mago Silvan. Cos'è cambiato? Cos'è cambiato rispetto a quei tempi? Guarda, io ho cominciato a fare l'arte magica per caso, nel senso che ero uno studioso di magia, ho cominciato anche lì per caso. Il caso, guarda, sia che nella scienza che nelle arti è veramente, non dovrebbe chiamarsi caso, perché porta innovazione, porta sempre delle strade alternative. Ho cominciato per caso passando da un'edicola dove c'era un cartello vendita giochi di magia. Ai tempi era il 95, fine 95, non c'era niente, YouTube. Perciò questo ragazzo mi insegna 2 tecniche. Io le percepisco, le imparo e compro dei libri. E sulla bibliografia c'è un mondo di roba. Ai tempi molto era in inglese. Comincio a studiare, ma non riuscivo a replicare perfettamente le tecniche. Mi veniva, ora so la parola esatta, non ero naturale, ma ai tempi dicevo non riesco a farla perché non ho le mani adatte, dicevo io, no? E allora cosa faccio? Comincio a riscoprire tecniche, le adattavo su me stesso, cercavo di arrabattarmi, si direbbe oggi. Invece io andavo a riscoprire delle tecniche basate sulla mia fisicità, ma all'epoca non lo potevo sapere, ero un ragazzo giovane. E niente, succede che studiando queste tecniche vengo invitato da un amico a un symposium sulla monetomagia in Italia, era uno dei primi, è stato pazzesco. Tutti i maggiori esponenti al mondo con la magia della magia con le monete, i maghi più bravi, erano presenti, tipo i supereroi, no? Poi la magia è un mondo molto di nicchia, ma per noi erano proprio gente che vedevamo nelle videocassette, nei VHS o nelle riviste. Perciò mi presento a questo simposio da congressista e io ero un mentore di molti ragazzi giovani perché facevo cose nuove, ripeto, ma per me erano cose arrabattate.
E perciò questo ragazzo giovane guarda un maestro, David Roth, che era il più grande maestro di monetomagia al mondo, un americano, e disse: David, guarda questo, il mio maestro cosa sa fare. E io l'avrei ucciso, capisci? Io che mi arrabatto davanti al grande maestro americano. Che mi dice, guarda, è stato folle, perché ovviamente l'ho guardato, l'avrei ucciso. E gli faccio: maestro, qua, e io ho mostrato una mia tecnica, che è quella che nei video vedete che è la sparizione della moneta, che si chiama Perfect Vanish. Mostro questa tecnica lì un po' tremolante, lui chiama il maestro giapponese Shigeo Futagawa e dice: Shigeo, penso che questa sia la tecnica migliore al mondo. E io lo guardo, dice, mi sta prendendo in giro. Il maestro venne, guardo la tecnica, posso prendere la telecamera, e lì mi resi conto che l'arrabattarsi a cercare tecniche nuove, in realtà in magia è un dare una parte di se stessi, un contributo, ecco, all'arte magica, è un trovare qualcosa di nuovo. Lì gli americani, i giapponesi, l'estero mi ha fatto riscoprire questa cosa, ed è stato folle. Da lì in poi ci sono stati inviti a livello internazionale, ma è tutto cominciato così, proprio vado a questo congresso a vedere i grandi maghi, così. Signori, intanto stanno arrivando WhatsApp al 340-6709-659 che ci chiedono dove trovarti, dove ti si può vedere all'opera. Però ricordiamo intanto che hai vinto numerosi e prestigiosi concorsi nazionali e internazionali. Lo ricordiamo ancora, il Close Up Magic Symposium, ma sei anche membro di un prestigioso club magico 4F, un circolo esclusivissimo, e certamente poi per noi poveretti diciamo: ma cavolo, come funziona con gli spettacoli? Si riesce a vederti dal vivo? Bisogna essere fortunati, essere invitati in qualche evento privato particolarissimo, oppure stai pensando anche qualche cosa a livello di tutti, e magari anche qualche cosa in televisione, perché no? Sempre tornando ai vecchi modello Silvan, vedere qualcuno in televisione che fa queste cose, ma è diventata una cosa forse fuori moda la televisione. Se non sei un cantante con l'autotune non ti chiamano più. No, non è stato questo, è che la grammatica, ti ripeto, la parola umiltà secondo me in magia è la parola che ti dà la grinta di crescere, di diventare bravo e di non fermarti mai. È una ricerca continua verso non la perfezione, la miglioria, no? Che la miglioria c'è sempre. La televisione ha una grammatica totalmente diversa, il trucco è verso una telecamera, un unico occhio, e snaturalizzi il close-up. Poi chiaramente a livello commerciale è molto buono fare televisione, ma io sono uno di quelli che resiste, che dice la magia, infatti guarda, io lavoro per quelli che fanno televisione, ho fatto molte serate per conduttori, ma anche quando mi dicono vuoi apparire in televisione, solitamente faccio delle interviste, ma secondo me la magia va vista live, proprio per i criteri che dicevo prima, per l'alterazione della percezione, che in video va a perdersi, perciò in video tu dai un prodotto che non è quello che dal vivo si percepisce. Secondo me è basilare questa cosa. Bisogna fare delle scelte, no? E io, guarda, lavoro molto sul passaparola, infatti sono uno dei peggior promoter esistenti io. Mi offrono sempre apparizioni, ma secondo me per lavorare con l'arte magica bisogna performare live, e chiunque partecipa capisce la differenza, perché sei immerso nella bolla di quello che succede, direttamente partecipe, sparisce un oggetto e lo ritrovi sotto uno orologio di una persona che dice non mi ha mai toccato, ecco, la percezione alterata. Questo, accadono cose veramente sconcertanti, non ha mai toccato una persona e si ritrova in tasca degli oggetti, il suo orologio da un'altra parte, e in realtà chiaramente non è vera magia, chiaramente, però ti assicuro che la percezione live di questo è vera magia per il pubblico, e io adoro quando riesco a trasmettere questo stupore, no? Che è quello per cui un artista lavora e si allena per vita, insomma. È minimo, e mi state scrivendo facci qualcosa, se siamo per radio, come si fa? Le magie per radio, questi effetti per radio non si vedono, li potete vedere ad esempio in questo momento che ci sta guardando in TV o sui social, sul canale 252. Hai fatto una bella dichiarazione, hai detto che siamo circondati
dalla magia e bisogna solo osservare. È bellissima questa frase. Sì, sì, io ho scritto un libro sulla creatività. Sai, molti maghi all'estero, in Italia, mi chiedevano: ma com'è possibile che tu crei cose che non esistono? Qual è il tuo segreto? Ma io non ho un segreto, Sammy. In realtà l'arrabattarmi, ti ricordi, perché non ero su quelle tecniche non le reputavo funzionali, e cercavo delle variazioni. Perciò il discorso è l'osservare, il percepire quello che c'è intorno. Quando stai facendo uno spettacolo, i 3 punti fondamentali della creatività che ho scritto nel libro sono la creatività si innesca per 3 fattori principali: l'esigenza, quando devi lavorare, devi in un determinato posto e la gente intorno; l'errore è fantastico, ma poi saper osservare, cioè quando hai intorno le persone, l'interazione col pubblico ti danno continui stimoli. Basterebbe lavorare col pubblico e scrivere senza dimenticarsi ciò che ti dicono, ciò che accade, da una battuta, da un commento, per andare a casa e avere una sorta di studio approfondito sulla crescita personale, sulla crescita degli effetti. Basterebbe osservare, basterebbe rimanere attenti. Questo nel libro l'ho scritto. Basterebbe solo quello, guarda. E allora senti, abbiamo messo la pulce nell'orecchio con una strana magia ai nostri ascoltatori. A questo punto dobbiamo dare bene tutti i tuoi connotati, anche se giustamente sei un mentalist, non lo trovate mica così facilmente. Sì, lo trovate sui social, Tony, scritto con la Y, Polli, e anche il libro. Dove poterlo trovare, Tony? Dici tutto. Guarda, il libro è molto settoriale, io faccio delle scelte che sono totalmente folli rispetto cioè commercialmente parlando. Le vendo solo per gli addetti ai lavori. Perché? Perché per me, secondo me, il segreto, se una persona vuole imparare magia, assolutamente, io sono propenso a spiegare ogni cosa senza alcun segreto. Ma una persona che vuole lasciarsi stupire, è deleterio che sappia il segreto, perché ne va a perdere quel fascino, il fascino dell'effetto magico, lo stupore. Viene totalmente, e questo accadeva perché quando facevo dei meeting qualcuno mi chiedeva inizialmente, e siccome le spiegazioni molte volte sono più affascinanti dell'effetto stesso, perché si basano su illusioni ottiche, sul ritardo della percezione visiva, ecco, sono proprio sulle neuroscienze, no? Io li spiegavo e le persone erano affascinate, ma dicevano: oh mio Dio, ma io pensavo ci fosse dietro, c'era la delusione. Ed io ho capito che se qualcuno vuole imparare, vuole sapere perché vuole operare, d'accordo, hai tutte le spiegazioni che vuoi. Ma se invece tu sei uno spettatore che viene affascinato da quest'arte, no, a questo punto no, non posso spiegartelo se non vuoi eseguire tu di prima persona gli effetti, perché andrei solo a deludere le tue aspettative e a distruggere le tue emozioni. Signori, è chiaro il concetto? Mi dicono di no. Ma scusa, è un mentalist, volete sapere tutto, altrimenti vi togliete la bellezza del gioco, la bellezza dell'effetto. È giusto. Ecco, È così. anche io studio effetti di mentalismo sempre che riguardano il close-up. L'ultimo effetto che ho studiato l'ho fatto a San Marino, e è un effetto molto classico, ma io reinterpreto tutto, perché non si può continuamente farsi portare sulle spalle dei giganti, no? I giganti del passato hanno creato molti libri, hanno creato illusioni, e molti si basano su quelle. Magari, come parlavo di umiltà, se tu rimani umile ti rendi conto che quando la gente applaude, l'applauso per la maggior parte va a questi giganti che hanno inventato queste tecniche, e questo ti spinge a cercare oltre, ad andare a cercare la tua unicità. L'unicità individuale, secondo me, nell'arte magica è la soluzione a tutto. I più grandi maghi esistenti sono unici, sono loro stessi, e questa cosa vedo che chi capisce questo va avanti, si distingue, e ne parlano, le persone ne parlano, giri il mondo, come le 4F a New York. Quando mi videro lavorare mi invitarono a questo congresso esclusivissimo a New York City, e lì io pensavo: i grandi maghi americani, devi stupirli per 3 anni consecutivi per diventare membro, e in realtà i maghi americani penso che siano il pubblico migliore di sempre. Fai una tecnica e loro, oh my god, impazziscono quando vedono qualcosa di unico, di nuovo, di originale. Infatti questo 4F è proprio un congresso sulla magia originale. Fai qualcosa fuori dallo schema, e i maghi che conoscono tutto, se
come dicevo prima, non ti fai trasportare dalle spalle dei giganti che hanno fatto gli iscritti e tutti conosciamo quegli iscritti. Se tu fai qualcosa fuori dallo schema di unico, i maghi tornano ad essere, come citando un aggettivo Harry Potteriano, tornano ad essere babbani, no? Perciò ecco, che ci stupiscono e dicono oh mio Dio, ma cosa succede? E le 4F sono questo: 150 maghi da tutto il mondo che fanno magia unica, originale, e stupiscono. E ci stupiamo tra noi, ecco, torniamo ad essere stupiti come bambini che, oh mio Dio, cosa sta accadendo? E guarda che la cosa più bella, è un insegnamento per tutti, non soltanto per i maghi, e tornare nuovamente a stupirci, diventare ancora dei babbani, detta all'Harry Potter. Tony Polli, cercatelo sui social e scoprite questo grande mentalist che gira per il mondo e che magari qua in Italia è poco conosciuto, proprio perché è un ambito, una nicchia molto ristretta ma bellissima, che quando la scoprite poi non la mollate più. Tony, restiamo in contatto, quando hai segnalazioni, eventi eccetera, noi ci siamo, ti facciamo da magico altoparlante. Grazie, per me è un onore aver parlato con te, aver intervistato te, veramente sei un mito. Io su Instagram, guarda, pubblico molti eventi, poi sono il peggior promoter di me stesso, ripeto, praticamente televisione ne faccio poca. Ma ci piaci così. Sì, su Instagram possono trovarmi, li segno gli eventi che vado a fare. Infatti sono stato in Spagna la settimana scorsa, ero a Barcellona, ora sono stato a San Marino e ho qualche conferenza adesso, Verona, Padova, Italia, per poi pensare ancora di tornare negli States. Però metto tutto su Instagram, tony.polli. Grazie. Grazie Tony, alla prossima, ciao! Sammy, grazie mille, buona giornata a tutti. Grazie. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier. Magie, apparizioni, sparizioni. Ah, vi mancava il mentalist. Oh, cavolo, ho fatto venire voglia di andarlo a seguire. Ma guarda, appuntamenti da non scordare targati Lega. Certo, sto per andarmene, ma faccio in tempo. L'Europa che vorrei. La circoscrizione Laghi Valbossa vi invita all'incontro con la nostra eurodeputata Isabella Tovaglieri. Quando? Questa sera, lunedì 17 marzo alle 20:45, presso la Sala Reni ad Albizzate, in provincia di Varese, piazza 4 novembre. L'Europa che vorrei con Isabella Tovaglieri, questa sera ore 20:45 ad Albizzate, in provincia di Varese. La serata Punto Lega a Milano, questa sera alle ore 21 in via Esterle 29, angolo via Padova, Matteo Mognaschi, presidente di Aler Milano. Questa sera ore 21 via Esterle 29, angolo via Padova, che è la sezione milanese della Lega. Eventi da non scordare targati Lega, da segnare a Roma 22-23 marzo la 10ª edizione nazionale 2025 della Scuola di Formazione Politica. Tutte le informazioni sul sito www.scuoladiformazionepolitica.it. Venerdì 21 marzo alle 16:30 a Napoli, Città della Scienza, verso il Congresso, tutta un'altra sicurezza, la sfida della legalità. A Napoli questo venerdì alle 16:30 presso Città della Scienza, Sala Newton, via Coroglio 57, arriva Matteo Salvini, Matteo Piantedosi, Giuseppe Valditara. Venerdì 21 marzo, ore 16:30 a Napoli. E qui la voce di Sammy Varin che se ne va, ma torno. Sì, ancora una volta è una minaccia, domattina alle 7.